piena guerra, diciamo, hanno tagliato i boschi nell'alto corso del Meduna, principalmente il Canal Grande, cioè sul torrente in sinistra orografica. E in quella volta hanno trasportato semplicemente coi secchi, man mano che risalivano, hanno trasportato le trote in su fin praticamente dove abitualmente c'è acqua, perché a volte succede che il Canal Grande ha acqua magari per 10 anni su tutta l'asta, a volte ci sono dei tratti che si seccano. E in quella volta avevano portato su trote marmorate, no? Fino più o meno, diciamo, da località Cazul, che non c'era il lago in quella volta, fin in località Chiarpen. Poi negli anni 60, diciamo, Cazul e Caselva sul Silesia hanno fatto le due dighe e diciamo nel lago nei due laghi per un periodo di anni che potrà essere tra 5 e 10 anni c'è stato un incremento di trote anche di grossa taglia, perché chiaramente nel lago crescevano. Mentre per il torrente Silesia indirettamente, perché la montagna in destra orografica non era perfettamente impermeabile, diciamo, sigelata, come hanno fatto il lago si sono verificate delle sorgenti a valle della diga e di conseguenza sul torrente Silesia acqua a volontà e pesce a volontà. Sul Canal Grande è continuato fino agli anni 90 col discorso delle marmorate, il lago tante trote fario. A valle della diga purtroppo la portata del Meduna è diminuita in maniera drastica, perché cosa hanno fatto loro? Hanno fatto un'operazione economica. L'acqua del Meduna l'hanno trasportata nel Silesia a monte del lago e hanno fatto praticamente tre centrali. La centrale di Valina, che è con l'acqua del Canal Grande, la centrale di Chievolis, che è diciamo, con l'acqua della Silesia, e poi chiaramente si torna a mettere nel lago di Redona e la centrale di Meduno e di seguito. Poi negli anni, bisogna risalire negli anni 50, ad opera di qualche, diciamo, appassionato, principalmente erano, diciamo, originari di Tramonti di Sopra, però stati all'estero, hanno nell'altro torrentello, il Canal Piccolo, hanno portato le trote iridee su tutto il Rio del Loire. Difatti è pieno di iridee. La gente andava a pescare perché aveva bisogno di mangiare, non è che andasse a pescare perché diciamo è uno sport. Questo è fuori di dubbio che andavano a pescare quando potevano per avere qualcosa di diverso da mangiare, perché sennò radicchio, uova e formaggio e non è che. E diciamo il discorso è nato così, per un periodo è andato come la caccia, sì, sono attività venatorie, la gente andava a prendere i pesci come a prendere la selvaggina per mangiare. Quella volta c'era anche dei problemi, diciamo, di conservazione della carne, delle robe. Pesce, figurati, andavano esclusivamente a prendere quello che serviva per fare la cena, non andavano a prendere perché dopo se no lo buttavi via. In Val Tramontina loro andavano a pescare con la canna fissa, loro proprio quasi tutti avevano la canna fissa da 8 metri, 8 metri, 8 metri e 20, filo piuttosto grosso e esche, non c'erano le larve di miele
con l'ombrico e chiuso, tutti pescavano così. Poi negli anni 80, 70, 80, principalmente a seguito del boom economico, la gente aveva la possibilità di prendere e comprare e sono volute un sacco di tecniche di pesca, di esche di tutti i tipi e dopo c'è stata la differenziazione. Coloro che andavano a pescare esclusivamente per prendere qualcosa per mangiare, lo stesso perché era rimasto e coloro che invece andavano a pescare per sport ed sono nati quelli che, come si dice, pescavano e tornavano a rilasciare. Tutta l'asta del Meduna fino a Redona era strapieno di barbi. Io ero un ragazzino che andavo a nuotare e le vedevi il pomeriggio, nel momento caldo, che erano tutti fermi, quasi a galla, per 8-10 anni, diciamo, c'è stato un turismo legato, diciamo, al barbo perché il Cavedano non c'era ancora, di bolognesi e fiorentini. A Redona, ad esempio, loro avevano questi bolognesi e fiorentini che venivano su e occupavano i due locali, le due locande, per un mese praticamente lavoravano solo con queste persone qui, dopo probabilmente anche in Val Tramontina qualcosina, no? Poi non si è capito cosa sia successo perché non lo so, nel 91 sono scomparsi. Poi bisogna parlare del discorso della dolente notte dei Cavedani. Cavedani, Cipriani, noi non abbiamo mai, anche il Barbo è in Cipriani, non abbiamo mai avuto i Cavedani. Probabilmente la colpa è dei pescatori, probabilmente. Perché quando si cominciava a non aver più problemi finanziari, si andavano a comprare le esche vive in negozio e lì ti davano di tutto. Quando finivi di pescare non portavi più a casa, rilasciavi i pezzetti in acqua e lì c'è stato un inquinamento incredibile di specie che non avevamo. Comunque ormai se tu vai in Selva o Casulle è pieno di cavedani adesso, non è. Boh, si fermano lì, si fermano oltre, non sono andate, non so. Non so se è 2010 o 2012, su accordi con, non so se era già Edison o se era ancora Caffaro, non mi ricordo, a Casulla è stato rilasciato il minimo vitale, circa 10 litri al secondo, e i tratti diciamo, del Meduna, che lì noi intendiamo Frassanei perché ci sono le due borgate di Frassanei, dove non c'era più acqua, ha avuto l'acqua adesso su tutta l'asta. C'è solo un piccolo inghippo, probabilmente il fondo del lago di Cazul è intasato con un po' di pantano e adesso l'acqua, specialmente per i primi 2 chilometri, è sempre un po' velata. Sì, sinonimo che è un po' sporca. E lì fin a una decina di anni fa abbiamo rilasciato Fario a bizzeffe, tutti gli anni, ma non Fario grossa, Fario da così così. Negli ultimi anni anche lì abbiamo rilasciato marmorate. Poi diciamo che qualcuno aveva spaziato in maniera lungimirante cercando di portare pesca di elite in Val Tramontina, no? Val Tramontina è nella zona di Cloud, cercando di portare i campionati mondiali, di spinning, quelle cose lì. Dopo col discorso sì, che l'affare era alloctona, è saltato tutto perché abbiamo fatto in Val Tramontina, tra Val Tramontina e Cellina, abbiamo fatto mi pare 2 volte i campionati italiani
e diciamo gli organizzatori avevano l'intenzione di portare i campionati del mondo, era propedeutico proprio portare, dopo è saltato tutto, è saltato e tu fa